Buongiorno e benvenuti in questo nuovo appuntamento del campanile del sabato in diretta da Latisana per un nuovo appuntamento, quello tradizionale della fiera di San Martino. Qui c'è già tantissimo movimento, nonostante sia presto, insomma sono le 11:15 del sabato, c'è davvero un gran movimento, vuol dire che qui si sta lavorando molto bene. Grazie anche al sindaco di Latisana, Lanfranco Sette, ma soprattutto un lavoro di squadra e ci tiene a dirlo il sindaco, perché se tutto questo se c'è un gran movimento, se ci sono tante bancarelle, tante realtà presenti, vuol dire che state lavorando bene. Sì, veramente, buongiorno a tutti innanzitutto. Gioco di squadra fondamentale, da solo ovviamente una persona non fa nulla, e a partire dalla squadra di governo che è qui vicino a me, il vice sindaco, gli assessori tutti che sono presenti, consiglieri, è stata organizzata la nostra edizione, la prima edizione che abbiamo curato in tutto, e come diceva lei cominciamo presto la mattina e finiamo tardi la sera, anche ieri fino a mezzanotte, perché abbiamo avuto la prima serata che è andata benissimo. Abbiamo inserito nel calendario della Kermesse anche eventi non proprio tradizionali, tipo un convegno sulla prevenzione delle malattie cardiache che è andato molto bene, al polifunzionale, poi 2 concerti qui in centro città che hanno fatto veramente il pienone, erano anche stili differenti, c'era possibilità di avere dei conforti enogastronomici, e durante il pomeriggio c'è stata l'apertura delle giostre che ha avuto un riscontro meraviglioso, perché c'erano tantissimi bambini, tantissimi ragazzi con i genitori, evidentemente le famiglie, e quindi noi siamo veramente grati a tutti per questa risposta formidabile e che ha visto e sta vedendo Latisana veramente rispondere ancora una volta in modo così entusiasta, che tra l'altro, come sappiamo, in queste occasioni abbiamo modo di ospitare persone da tutto il comprensorio, non solo della Bassa, della provincia, della regione, ma anche della regione Veneto con Termine, quindi per noi è un'occasione meravigliosa di stare assieme e di stringere nuovi rapporti e amicizia. Qui abbiamo il vice sindaco Ezio Simonin, l'assessore Elena Martinis, Il consigliere che segue gli il eventi. nostro consigliere agli eventi strategici Claudio Serafini, che poi ci illustrerà bene tutto, lo ringraziamo, assieme al vice sindaco che ha la competenza per le attività produttive. Poi abbiamo l'assessore Sandro Vignotto, il nostro uomo immagine, come si può Vedo, vedere, vedo. e il dottor Zanelli, il consigliere delegato alla sanità, Antonino Zanelli, il dottor Zanelli, che sta facendo un gran lavoro sulle questioni strategiche di altra natura, come ad esempio l'ospedale di Latisana, che tanto ci dà da fare, ma con dei riscontri ottimi, quindi approfittiamo per ringraziarli. Ezio. Io partirei, perché appunto raggiungerei il vice sindaco, anche perché ha la delega al commercio e quindi questa è un'iniziativa che agevola anche i commercianti. Certamente, la Fiera di San Martino comunque ha origini antiche, perché nasceva come fiera mercato per la vendita del bestiame, poi naturalmente si è caratterizzata secondo quello che sono le caratteristiche proprio commerciali di Latisana, e si è adeguata con una fiera mercato invece con prodotti che sono sia del luogo e anche invece delle zone contermini. Una fiera che naturalmente, come allora, c'è sempre quel bel clima di festa, di allegria che si può vedere e stiamo assaporando proprio in questo momento, che avvolge non soltanto i bambini, i ragazzini, ma anche gli adulti, perché tutti quanti noi, quelli che siamo qui anche in giunta, in maggioranza, ma tutti quelli che passeggiano qui sicuramente hanno vissuto i momenti da bambini nel Luna Park. Un Luna Park sicuramente che era diverso da quello di oggi, le giostre, quelle più diciamo importanti erano i dischi volanti, gli autoscontri. Oggi ho visto l'altro giorno delle giostre che io non sarei mai andato sicuramente, perché sono di una tecnologia spaventosa. E quindi diciamo che la festa è partita nel migliore dei modi, lo ha già detto il sindaco. Ieri abbiamo fatto l'inaugurazione, c'è stata praticamente anche il sopralluogo fatto per dare l'agibilità a questa manifestazione. Colgo anche l'occasione per ringraziare i vigili del fuoco, l'azienda sanitaria, che hanno veramente dato una mano, gli stessi operatori delle attrazioni che hanno eseguito i lavori veramente correttamente. È stata fatta una corretto montaggio di tutto, abbiamo così potuto, anzi il sindaco ha firmato poi verso mezzogiorno e mezzo
l'autorizzazione e abbiamo potuto tagliare il nastro tutti quanti assieme. E Luna Park è partito e ieri pomeriggio è stato invaso sicuramente da tanti ragazzi, da tanti bambini, ma da tanti genitori che ho visto in fila diciamo, a comprare la classica frittella di San Martino, perché non c'è San Martino senza frittella, vero? E anche tutti noi l'abbiamo comprata, e quindi diciamo che ieri poi è partito anche, è stato aperto il capannone questo della festa della zucca che poi andremo a visitare, con gli eventi che sono già stati citati dal sindaco, 2 nuovi eventi, uno qui nella zona di Piazza Indipendenza, uno nuovo arte e musica in Parco Gasperi, una novità, prima edizione, vedremo di riproporla anche negli altri anni perché l'ho chiamata proprio Festa di San Martino, quindi diciamo che ci sono tutti gli ingredienti per poter avere un paio di giornate all'insegna dell'amicizia, dello stare bene, dell'allegria. Oggi, come si può vedere, le vie della piazza di Latisana sono già colme di persone, ma siamo certi che nel pomeriggio arriveranno come da tradizione da tutti i comuni limitrofi, e colgo anche l'occasione per dire che abbiamo aperto un parcheggio nella zona della caserma Radaelli in via Marconi proprio per l'occasione, per questo evento, quindi c'è anche questa possibilità. Interessante per chi appunto deve raggiungervi per poi parcheggiare tranquillamente. C'è anche la scuola, ci sono anche le scuole presenti. Assessore, le raggiungiamo, Elena, andiamo assieme. È arrivata anche la consigliera regionale Madrena Spagnolo, che tra poco sentiremo. Intanto buongiorno. Perché, Assessore, diverse scuole sono presenti qua anche perché appunto aprono le loro porte, no? in questo periodo agli alunni, alle famiglie che vogliono iscriversi. Sì, sì, perché sappiamo che fra poco partirà anche scuole aperte, no? Quindi questa è una vetrina, un'occasione, un anticipo, diciamo, di quello che saranno poi le giornate nei vari plessi. Qui abbiamo l'istituto comprensivo dei Ganuti, che quindi partiamo dalle primarie, anzi anche dall'asilo, dalle primarie, primaria e secondaria di primo grado, e quindi parliamo di elementari e medie. E qui sono ben rappresentate, il loro diciamo gazebo è stato adibito con i disegni di San Martino. Praticamente ogni anno noi premiamo il disegno di San Martino realizzato dai ragazzini della prima media, che poi verrà esposto nella pubblicità dell'anno successivo. Ecco, qui vediamo i disegni che hanno fatto i nostri alunni l'anno scorso. E qui è rifigurato il disegno vincitore, e quindi tutta la pubblicità fa riferimento a questo disegno. Domani mattina in particolare avremo invece la premiazione del disegno vincitore di quest'anno, e tutti i disegni di quest'anno sono invece esposti nella vetrina qua dietro in un'attività che è chiusa, diciamo, e quindi rimarranno esposti per un certo periodo, così tutti i ragazzini potranno andare a vedere i loro capolavori. Ecco. Io raggiungerei, grazie Assessore, anche la dirigente dell'istituto dell'Isis Mattei di Latisana, ma anche Lignano Sabbiadoro, Angela Napolitano, giusto? Perché così ci presenta anche il vostro percorso di studi. Buongiorno. Sì, con piacere presento questo percorso e presento l'istituto che rappresento, che oltre ad essere un ambiente veramente molto accogliente, propone anche una vasta gamma di indirizzi e di piani di studio per un'offerta formativa veramente a tutto tondo. Con piacere infatti adesso passerei la parola ai 4 rappresentanti di istituto che sono stati appena eletti e sono la loro prima uscita pubblica, sono uno per indirizzo e quindi parleranno un po' della loro esperienza, e dopodiché passerò la parola anche a una delle protagoniste dello spettacolo teatrale che stiamo allestendo, un musical in collaborazione anche col comune di Ci ripresenta Latisana. lei? Certo, ecco a voi Federico. Federico, raccontami un po'. Allora, io sono il rappresentante d'istituto del liceo Ettore Leonida Martin, liceo linguistico-scientifico dello Scienze Applicate, nato da poco, da 2 anni. Il nostro liceo si basa molto su quella che è la formazione dello studente,
infatti proponiamo diverse attività di PCTO, per quanto riguarda lo scientifico e le scienze applicate una curvatura biomedica, quindi con la possibilità di andare nel campo, in questo caso l'ospedale di Atisana, ringrazierei anche il comune per tutto ciò, per appunto fare queste esperienze di alternanza scuola-lavoro. E per quanto riguarda invece il liceo linguistico, la possibilità di fare viaggi all'estero, quindi esperienze lavorative all'estero, grazie anche alla Fondazione Friuli, per appunto migliorare quella che è l'offerta formativa. Poi chi parla come rappresentante? Abbiamo Sabrina. Buongiorno, io sono Sabrina e sono la rappresentante dell'Istituto ITAF Mattei. Il nostro istituto propone l'indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing e l'articolazione SIA, ovvero Sistemi Informativi Aziendali. Il nostro corso studi è organizzato in un biennio comune e il triennio di specializzazione delle materie principali, ovvero l'economia aziendale, l'economia politica e il diritto. Inoltre le lingue, che sono la lingua inglese e la lingua tedesca, di cui la scuola offre anche la possibilità di poter fare le certificazioni linguistiche. L'istituto offre anche diversi laboratori di informatica dove poter approfondire le nostre conoscenze, le nostre abilità in diversi ambiti, come i fenomeni economici nazionali e internazionali, gli strumenti di marketing. E da quest'anno appunto c'è il nuovo indirizzo che ha come materia principale la gestione del sistema informativo aziendale. Inoltre il nostro istituto propone anche agli studenti di poter fare diversi stage in diverse aziende, anche del comune di Latisana. Che bravi che sono questi ragazzi. Poi Abbiamo Alexandros. Alessandro. Sì, esatto. Salve, sono Filo Alexandros, rappresentante dell'Istituto Tecnico Plausen di Latisana. Il nostro è un istituto con indirizzo elettronico e elettrotecnico con una curvatura robotica. Stiamo portando avanti molti progetti finanziati da Regione FUG, Confartigianato e altri enti pubblici. Uno di questi progetti è Dirt Hunter, che prevede la costruzione di un rover marino per quanto riguarda la pulizia dei fondali. Un progetto che portiamo avanti da molti anni è in automatica per quanto riguarda i sistemi elettronici automatizzati negli impianti navali. Infine abbiamo un forte legame con le industrie del territorio per quanto riguarda i progetti di alternanza scuola-lavoro, che spesso si garantiscono come opportunità post diploma. Grazie. Bravo. E adesso Lignano Sabbiadoro. Lignano Sabbiadoro e poi andiamo in pubblicità. Sì. Buongiorno a tutti, mi chiamo Nicola e quest'anno ho il piacere di ricoprire la carica di rappresentante di istituto, in particolare dell'istituto con sede a Lignano Sabbiadoro ad indirizzo turistico. Mi sono candidata perché mi stanno a cuore le problematiche dei noi studenti, ma anche perché le progettualità e le argomentazioni mi permettono di confrontarmi con i miei pari, ma anche con l'organizzazione scolastica. Da diversi anni la nostra sede inserisce nella programmazione un percorso denominato Sport Turismo, dove i miei compagni possono affrontare diverse discipline grazie alla collaborazione con il comune, ma anche grazie alla spiaggia e alle manifestazioni sportive che la località ospita. Inoltre è stato anche attivato l'indirizzo enogastronomico, un'esigenza che è nata per soddisfare le realtà economiche locali, in particolare alberghi e locali di ristorazione, che da diversi anni vanta studenti in attività di formazione proprio presso le loro strutture. Certo è che la fortuna di avere una sede scolastica in un territorio così importante come Lignano ci offre quasi sicuramente un impegno professionale che non si limita alla sola stagionalità ma permette una certa continuità. Complimenti. Chiudiamo con una ragazza di Latisana. Sì, di Latisana Centro. Buongiorno, io sono Beatrice Nonis, la rappresentante del corso di teatro. Ormai sono molti anni che la nostra scuola offre questo corso e quest'anno, grazie all'aiuto del comune per la strumentazione, ci è possibile studiare e mettere in scena un musical, ma non un musical qualunque, un musical dal titolo proprio così, è attribuito a Pirandello, quindi datato negli anni 30 e ritrovato nel nostro territorio nelle varie carte dell'eredità della vedova del musicista e dell'impresario amico di Pirandello, Guido Torre. Quindi questo ci dà una grandissima opportunità, è meravigliosa questa opportunità e noi siamo molto emozionati di mettere in scena per la prima volta un musical di Pirandello e certamente mettere in scena questo è un'impresa molto ambiziosa, perché gli attori, i cantanti siamo noi stessi studenti, ma siamo molto molto carichi, quindi vi aspettiamo a fine maggio, certamente all'Odeon, a venirci a vedere.
Bravissima, complimenti, davvero. Un applauso perché sono bravissimi i ragazzi dell'Isis Mattei, ma anche tutta l'amministrazione comunale di Latisana. Siete bravissimi. Pubblicità, ci sono tante cose da dire, quindi rimanete con noi su Telefriuli. Bentornati in diretta da Latisana per questa ricca edizione della Fiera di San Martino. Abbiamo parlato anche degli istituti scolastici presenti qui, ma parliamo anche di quanto sia importante la formazione nel territorio assieme alla consigliera regionale Maddalena Spagliano, che è anche di Latisana. Buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. In questa cornice del San Martino, con la vetrina delle nostre eccellenze, non potevano mancare le scuole, in particolare quest'anno dove insomma, le scuole superiori si sono presentate con un ampliamento notevole dell'offerta formativa che è stata portata avanti negli ultimi anni. Devo dire che è una soddisfazione vedere come ci siano tanti nuovi iscritti e le nostre scuole, insomma l'Isis Mattei di Latisana e Lignano, riescano veramente a dare una risposta al territorio molto importante. È bene quindi che venga vista, che venga apprezzata, perché si possa implementare sempre di più. Non ci sono soltanto le scuole, ma c'è veramente un'offerta ricchissima, come è di tradizione per il nostro San Martino, e quindi un buon San Martino a tutti. Ci voleva, dopo tutti questi ultimi anni dove tutti gli eventi sono stati ridimensionati, è un bel vedere. Decisamente, finalmente possiamo incontrarci di nuovo, vedere, stare insieme, certo mettendo insieme appunto tante delle nostre eccellenze, ma anche la parte enogastronomica, musicale, il divertimento e il fare comunità. Maddalena, ci spostiamo, raggiungiamo anche il Claudio Serafini, che è il consigliere con delega, no, agli eventi qui a Latisana. Insomma c'è un po' di tutto qui. Un po' di tutto, sì, dai, abbiamo organizzato nel migliore dei modi, inserendo quello che riuscivamo, quindi sia dal commerciale che dallo scolastico alla lobbistica, un po' di tutto quanto. Ci camminiamo, vuoi fermarti con loro un attimino per l'ultimo? Così presentiamo anche un'altra sezione, no, scolastica. Parliamo con... Io sono Enzo Pizzoferro di IAL Friuli Venezia Giulia. Per quanto riguarda la sede qui di Latisana abbiamo un percorso turistico suddiviso in 3 anni più uno facoltativo. I nostri 2 ragazzi stanno frequentando il 4º anno, hanno già la qualifica professionale ottenuta alla fine del 3º anno e alla fine di quest'anno otterranno anche il diploma tecnico turistico per operare appunto in ambito turistico, proprio tipico di questa zona del Basso Friuli. Ottimo, quindi complimenti, insomma è un'ottima occasione anche per voi essere qui a Latisana. Sì, esattamente, siamo molto felici di questo. Grazie. Bene, sono tutti felici, anche noi siamo felici e piano, andiamo piano, perché noi dobbiamo presentare anche quelle che sono le iniziative non solo insomma di questo periodo, ma anche natalizie, perché abbiamo poi le immagini del Natale dello scorso anno davvero molto suggestive. Esatto, sì, a San Martino siamo in questo momento, però noi abbiamo già programmato anche il Natale, quindi con degli eventi che si susseguono partendo dal 26 di novembre per terminare con il 6 di gennaio. Adesso magari ci avviciniamo qua alla mia sinistra, dove ci sono anche i rappresentanti di una tra le manifestazioni più importanti che facciamo nel nostro territorio, che sono le foghere. Noi presenterei prima, ognuno si presenta per sé. Sì, quindi Cristian comunque... e Berto, guarda, le ho già sono giusti con i nomi, vero? Gli amici della foghera Sabbionera Paludo, siete pronti? Siamo prontissimi, finalmente, dopo 2 anni di pandemia che ci hanno purtroppo segregato, abbiamo finalmente la soddisfazione di ritrovarci tutti assieme, in particolar modo per i bambini, per il nostro futuro, ed è una cosa meravigliosa. Noi abbiamo sempre fatto con il cuore, nel cuore i bambini, ed è una cosa fantastica questa, ci dà un'energia straordinaria. In più abbiamo una squadra nostra all'interno meravigliosa e sempre con questo obiettivo, e negli ultimi anni anche, non negli ultimi anni, è sempre stata un'associazione di cercare di darci una mano l'uno con l'altro anche con le altre foghere, e quindi rinnovo l'invito. Quando è la vostra? Perché ne avete voi 3? Il 5 di febbraio, il 5 di gennaio, scusate, il 5 di gennaio, scusate, 2023 alle 18:30. In via, mi dica lei, Berto. Ecco.
Dietro la cantina da Mario senza fare pubblicità, non mi ricordo il nome della via. Via stretta è talmente stretta che non ricordavo il nome. Esatto. Poi ci sono altre foghere, me le presenti tu, i ragazzi? Praticamente sulla nostra destra, praticamente Pertegada. Pertegada. Buongiorno a tutti, noi siamo dalla foghera di Pertegada, la nostra foghera si svolge il 5 gennaio alle ore 20 circa. Il nostro programma quest'anno è un po' più ampio, in quanto iniziamo il 4 gennaio con nel tendone, abbiamo l'area giovani, che si svolgerà la manifestazione il 4, 5, 6 e 7, quest'anno 4 giorni per recuperare insomma, i 2 anni saltati. E quindi quest'anno abbiamo deciso di ampliare un po'. La nostra foghera si svolge sul fiume Tagliamento e come altra particolarità ha lo spettacolo piromusicale. Bello, mi ricordo, vai anche lui? Anche lui, sì. Siete soci? Esatto, soci. E loro sono quelli della Tisanotta, guarda che visi simpatici. Della foghera. Che della foghera, naturalmente siamo i più belli e i più bravi. No? Infatti per l'ultimo rimane sempre il meglio. Allora io sono Claudio e sono rappresentante di Che della foghera della Tisanotta. E come ogni... la fate voi? Noi? Siamo disoccupati. No, quando la fate la foghera? Quando adesso stavo arrivando. No, perché vengo a trovarvi. Sì, allora noi siamo quelli che chiudiamo perché loro la fanno il giorno 5, noi tassativamente ogni anno la facciamo il giorno 6 e quindi chiudiamo. Anche quest'anno come gli anni passati avremo il supporto degli Scaupas di Tarvisio che verranno a fare un po' una manifestazione lì e poi abbiamo la fortuna di avere questo tendone riscaldato dove ci stanno 400 persone dentro il coperto, quindi anche con il brutto tempo la foghera la facciamo dentro la golena del Tagliamento, quindi sopra l'argine come a Pertegada c'è diciamo una barriera giusta per vedere all'interno del Tagliamento, è bellissimo insomma. Siete tutti assieme appassionatamente, come vi chiamate voi? Giovanni. Luca. Cristian. Quanti siete nel gruppo? Ma nel gruppo siamo almeno penso una trentina. Naturalmente quelli che si danno da fare sono qua. Voi? Gli altri dopo li devi contattare, però sai, siccome abbiamo una ricca scaletta di etichette di vino, allora in base li facciamo arrivare abbastanza bene. C'è anche la locandina del Natale pronta, esatto, quindi consigliere. Un'esclusiva per Telefriuli. Comunque esce oggi praticamente, quindi la locandina del prossimo Natale, dove sono praticamente inserite alcune manifestazioni che vanno dal presepe di Sabbia in collaborazione con Lignano, anche lo presentiamo anche noi qua alla Tisana, poi tutto il villaggio di Natale in Piazza Indipendenza, con le luminarie, dove le luminarie quest'anno abbiamo deciso come amministrazione di farle soltanto in centro alla Tisana e nelle località sacre, quindi nei duomi di tutto il comune, con anche le varie frazioni, delle immagini proiettate. Quindi purtroppo il calo energia ha voluto anche questo, purtroppo dobbiamo anche noi ridimensionare un pochino esatto. Gli eventi natalizi. Che cosa mi chiama? Ti chiamo perché mi hanno già rimproverato i miei amici. Che ho parlato solo bene di te. Perché mi sono dimenticato una cosa importantissima. Come ogni anno la Tisanotta, anche quest'anno c'è la lotteria, in palio una Volkswagen Taigo. Quindi una bella macchina. È un incentivo in più per venire a vedere la foghera e farci visita. Bene, verremo sicuramente. Noi dobbiamo andare in pubblicità, perché qua ci sono talmente tante cose da dire che sforiamo ogni volta, però i ragazzi della cooperativa Sincero sono pronti, quindi dopo la pubblicità ci ritroviamo qui. Esatto. A tra poco. Bentornati in diretta dalla Tisana, qui presentiamo i prodotti enogastronomici della cooperativa Sincero e ci parla del progetto la Ilaria, la nostra ragazza che è qui con noi, perché ci sono diversi prodotti ma anche diverse aziende del territorio che partecipano. Esatto, infatti chi è Sincero? Sincero è una cooperativa agricola. Sono 11 piccoli produttori, aziende agricole familiari friulane che hanno deciso nel 2017 di unirsi insieme e collaborare per essere più forti sul mercato
e quindi vendere alcuni dei loro prodotti a marchio unico Sincero, appunto. Ecco, per valorizzare i prodotti del territorio, no? di Latisana, qui che cosa proponete voi? Allora, abbiamo i succhi di mela che sono il nostro prodotto di punta, oltretutto perché sono buonissimi, le chips di mela, il miele, tutte le marmellate, le confetture, quindi poi abbiamo i vini, la birra agricola, anche questa è fatta sempre, tutti i prodotti sono fatti dalle nostre aziende agricole, gli asparagi, condimento di mele, olio, paste, farro decorticato e le farine. Cosa significa essere qui per voi? Funziona presentare i prodotti qui in piazza? Sì, oggi siamo qui da poco e siamo già stati accolti e fermati per chiedere informazioni. È importante essere a Latisana proprio perché questo è il nostro territorio, è qua che nasciamo e quindi è molto importante essere a Latisana. Molto bene, Ilaria adesso ci raggiunge, o lo raggiungo io, adesso vediamo come fare, Elia, perché ci deve presentare il vin novello, anche un po' come nasce il vin novello e perché qui lo presentate a Latisana. Buongiorno a tutti, allora il vino novello è un vino rosso tipico della nostra zona, viene ottenuto attraverso la macerazione carbonica che è quello che lo caratterizza. Attraverso questo processo allora, le uve non vengono diraspate né pigiate, i grappoli interi vengono messi all'interno di un serbatoio dove viene saturato di anidride carbonica. Quindi all'interno di questo serbatoio gli acini ancora interi che non hanno rilasciato i propri succhi, quindi non hanno rilasciato il mosto all'interno fa una fermentazione alcolica come produrre un vino normale, però all'interno dell'acino, e questo è proprio che caratterizza il vino novello e caratterizza anche la macerazione carbonica. Dopo un 10-15 giorni i grappoli interi vengono estratti dal serbatoio, pigiati, diraspati, viene terminata la fermentazione alcolica come gli altri vini tradizionali. Questo si ottiene un vino giovane, non molto tannico, sentori fruttati e floreali, che è ottimo da degustare con la zucca e con le castagne. Ecco. Qui sono presenti le zucche e anche le castagne, quindi è un ottimo abbinamento. Volevo precisare, nel comune di Latisana ci sono 2 cantine produttrici, ovvero Battista II di Lorenzo Netto Mauro e Cavaliere Guido Lorenzo Netto, tutte e 2 ovviamente a Pertegada, nel comune di Latisana. Bravissimo. Claudio, qui io vedo dei piatti, ma mi sa che c'è la Proloco dietro, Esatto, la Proloco di Latisana con De Marchi. Piero De Marchi, il presidente della Pro, che comunque ha dato una mano anche sostanziale anche alla realizzazione di questo San Martino edizione 2022. Ma qui non si può stare a dieta. Ma qua no, d'altronde ci stiamo avvicinando a mezzogiorno e qua noi vogliamo proprio provocarvi. Siccome è la festa della zucca e del vino novello e anche del San Martino, che poi nella tradizione chiude un po' quella che è l'annata agraria, qua abbiamo tutti i prodotti di stagione, quindi sono gran parte prodotti anche a base di zucca. Qua abbiamo, adesso non so se li riprende, i gnocchi di zucca, i charsons, che è una collaborazione anche con la Carnia, ma al di là di questo, comunque la tradizione è quella della zucca, quindi comunque prodotti di stagione. In più ci sono perfino le frittelle di zucca, quindi gran parte è tutta a base di zucca. Il frigo che non può mancare. Il frigo che non può mancare, dopo vogliamo andare un po' più avanti con un piatto un po' più ricco, che è il piatto di San Martino, che è composto dal salame con l'aceto, dalla salsiccia affumicata, dalla frittata, dal frico. La polenta che vedete in giro, nei piatti, scusate, è una polenta di coltivazione biologica. Quindi cerchiamo anche quello che è un po' la naturalità dei prodotti. Non potevano mancare le frittelle di mele, perché le mele in questa stagione la fanno anche da padrona, come dicevo, assieme appunto alla zucca e agli altri prodotti comunque di stagione. Le patate immancabili, ma sono patate fatte al naturale con la buccia. Insomma, c'è l'imbarazzo della scelta qui. Complimenti alla Proloco di Latisana, complimenti a tutti voi, perché poi dietro ci sono i volontari che lavorano per realizzare questi piatti. Certo, sì, certamente è un lavoro che comunque si fa e si pensa quasi durante tutto l'anno, anche perché abbiamo appena fatto una manifestazione che era quella del settembre, subito dopo a ridosso arriva appunto la Fiera di San Martino
ma non è finito perché siamo già pronti per le manifestazioni del Natale, che in qualche modo mi pare che ne avete già accennato durante le riprese Sì, televisive. per quanto riguarda il Natale abbiamo ricordato tutto, chiedo al consigliere. Sì, principalmente il presepe di Sabbia, in collaborazione con l'Isis di Lignano, e poi alcune manifestazioni che si vengono a susseguirsi nei vari weekend qua in Piazza Latisana, quindi è tutto ancora in itinere, stiamo ancora ultimando gli ultimi particolari. Comunque È un lavoro di squadra, come dice anche il sindaco, perché anche la Proloco interviene, insomma tutti i volontari che ci sono dietro lavorano per la realizzazione di questi eventi. Ma qual è il piatto preferito del sindaco Lanfranco? Perché li stai guardando tutti, adesso sono curioso. Le frittelle di zucca, e pensavo anche che ci fosse l'assaggio della presentatrice, se vuoi favorire, volentieri. Che in diretta non posso mangiare. Ah, non puoi mangiare. Però il sindaco sì, quindi può mangiare il sindaco. Volentieri, poi approfitto. Grazie. Beh, complimenti davvero. Facciamo una piccola pausa alla pubblicità perché poi ci incamminiamo per far vedere un'altra parte, no? del San Martino, perché non è solo qui. c'è praticamente proprio tutte le attrazioni e le giostre, ecco, quindi magari ci incamminiamo nel frattempo. Quindi facciamo così, mandiamo la scheda dedicata al territorio della Tisana, così il sindaco è contento perché facciamo vedere tutte le peculiarità del territorio, e poi ci spostiamo e vi facciamo vedere un'altra zona dedicata alla fiera di San Martino alla Tisana. Vediamo la scheda. Fiume riporta olio e catrame, schiume e tronchi, animali retame. Se l'acqua fosse acqua, che voglia di bere. La Tisana è un comune della provincia di Udine che conta 13.712 abitanti. Il territorio di La Tisana ha dei tratti caratteristici che lo rendono unico agli occhi di chi lo visita. Il fiume Tagliamento, da sempre un'importante risorsa per La Tisana, è una presenza che ha arricchito giorno dopo giorno il paese di storia e di vita. Oggi rappresenta ancora il confine naturale tra il Friuli e il Veneto e del suo argine è lo scenario perfetto per passeggiate e manifestazioni estive come Calici di Stelle o Settembre Doc. Percorrendo le campagne latisanesi si può giungere immersi tra natura e paesaggio fino a Lignano. A piedi, in bici o a cavallo può essere un'occasione per scoprire il territorio o riscoprirlo in una chiave diversa. Storia, arte, cultura ed enogastronomia sono solo alcuni aspetti che si possono ritrovare in questa piccola cittadina della Bassa Friulana. Una particolarità che la caratterizza sono i numerosi edifici di culto e monumenti dislocati nel territorio. Dalla fine del 600 fino agli inizi del 700 si contano ben 7 chiese consacrate. Eccoci qua, buongiorno, ben ritrovati in diretta dalla Tisana. Ci siamo spostati in un'altra zona perché vogliamo farvi vedere anche come ci si diverte con i più piccoli. Dove siamo qui? Esatto, qua siamo in Piazza Indipendenza, Piazza Matteotti, scusate, più conosciuta come Piazza delle Poste per noi latisanesi, dove sono tutte collocate tutte le giostre e le attrazioni. Bene, Claudio Serafini, come vi dicevo prima, è il consigliere con delega agli eventi, ma c'è un altro consigliere qui presente che è Antonino Zanelli, che ha la delega alla sanità, perché ieri si è tenuto un convegno importante proprio nel contesto della Fiera di San Martino. Esatto, ieri sera abbiamo avuto un convegno aperto a tutto il pubblico in cui c'era molta presenza di cittadini, rivolto ai cittadini, che parlava del cuore. Conoscere, prevenire e curare. C'era organizzato dalla AIDO, Associazione Italiana Donatori d'Organi, era organizzato poi dal Consiglio dei Pensionati, dalla UTE, che è l'Università della Terza Età, con il patrocinio del Comune. Questa è stata un interessante convegno in cui c'erano degli esimi relatori, dei cardiologi e anche dei cittadini operati anche dal cuore,
Provate a pensare solo che per esempio il primo trapianto del cuore è stato fatto 55 anni fa, come voi ricorderete sicuro, da Christian Barnard. Il primo trapiantato è vissuto solo 18 giorni e ieri sera c'era un'intervista di un signore presente che già ha 17 anni che ha questo trapianto e fa una vita normale, anzi fa anche attività fisica e fa una vita normalissima. Quindi è stato un intervento molto interessante e anche mi ha molto impressionato che c'è stata intervistata anche un medico in cui ha detto che c'è stato un trapianto d'organo, l'organo del fegato, di una signora di 100 anni che ha donato il fegato. Che belle storie, sì. Quindi l'ideale è rivolgersi quando si fa la nuova carta d'identità, dare il consenso per la donazione d'organi. Grazie al consigliere. Mi ha raggiunto anche l'assessore all'ambiente e protezione civile Sandro Vignotto, detto anche uomo immagine. Se l'ha detto il sindaco lo posso dire io, e in effetti ha lo sguardo tenebroso da fiction. Decisamente no, ringrazio il sindaco, sempre gentile. No, se lo dice il sindaco lo posso dire anch'io, giusto sindaco? L'uomo immagine, ho la delega per dirlo, a parte gli scherzi e le battute, protezione civile e ambiente, ma si è tenuto anche un convegno, o si terrà adesso, sempre nel contesto della Fiera di San Martino, dedicato alla protezione civile? La protezione civile è stata la scorsa settimana nell'anniversario dell'alluvione del 4 novembre del 65, in cui appunto la Tisana e anche tutto il territorio che la circonda è stata alluvionata appunto per la rottura dell'argine del tagliamento, e in occasione del 4 novembre appunto è stata fatta questa importante esercitazione che ha visto coinvolto il distretto della Tisanese, del Destra Torre e del Friuli Isoltino insieme al comune di Rivignano Teor, che anche a proposito del comune di Rivignano Teor ha chiesto di aderire al distretto della Tisanese, e ci fa veramente piacere, è un motivo d'orgoglio. È stata fatta questa esercitazione, dicevamo, che ha visto coinvolte la protezione civile ma anche gli alpini e la Croce Rossa, con varie esercitazioni per la telonatura degli argini, il controllo dei fontanazzi, la ricerca delle persone eventualmente disperse. È stato un momento veramente molto importante e che sarà tra l'altro l'inizio di un percorso che vedrà anche coinvolta la popolazione nella conoscenza del piano di emergenza che andremo ad aggiornare e quindi anche a coinvolgere la popolazione. Questo la scorsa settimana. Ottimo, devo dire sindaco che è un'ottima squadra, lo dico io, ma soprattutto il consigliere che ci ha dato una grossa mano anche per l'organizzazione della diretta. Volevo salutare anche Michele Copitò che fa parte anche del vostro... Sei sempre nascosto per è un amico di Telefriuli, un amico mio anche Michele, quindi complimenti perché insomma sei anche tu all'interno di questa organizzazione. Vabbè, insomma, ci impegniamo. È facile lavorare con gente come loro, con amici come loro ti mettono nelle condizioni di fare al meglio. Poi mi fa piacere, insomma, mi sento a casa, sono alla Tisana, ci siete voi di Telefriuli, quindi meglio di così non mi poteva andare. Venite alla Tisana, oggi pomeriggio, domani, insomma, ci sono tante cose da fare, come avranno già detto, e basta, parlino loro, dai, io saluto tutti gli amici che stanno guardando, e voi ovviamente. Prossimi appuntamenti li ricordiamo? Guarda che il sindaco è aggiornatissimo anche con il programma. Sì, oggi dalle 10 alle 22 tutto il giorno, quindi Luna Park, Fiera Mercato di San Martino, Zucca Vignovello, chiosco enogastronomico, mercatino dell'hobbistica, dalle 16 alle 20 musica itinerante, e poi stasera alle 18 abbiamo anche una presentazione di un libro di una artista locale che si chiama Manuela Piovesan. Volevo rassicurare l'ambulanza che sentite suonare, è un giochino qui dietro, tutto a posto, siamo organizzati benissimo. Assolutamente, ricordiamo sempre quanto sia importante anche il lavoro di squadra, ma dei volontari che sono dietro, perché sono in tanti che lavorano per la realizzazione di questo tipo di eventi. Questo sì, ovviamente, perché tutto venga nel migliore dei modi, tutte le persone che lavorano dietro le quinte, come si suol dire, ci sono, e per fortuna che ci sono e ci danno una mano per quanto riguarda tutte le varie manifestazioni. Ricordiamo anche che magari non è stato detto che c'è anche una pesca di beneficenza organizzata dall'oratorio Frassati qui la Tisana, che praticamente siamo a un 50 metri dove siamo noi posizionati adesso, ecco. Quindi una pesca di beneficenza per il sostentamento dell'oratorio.
Io ringrazio anche Maddalena Spagnolo, consigliera regionale, ma insomma è molto legata al territorio di Latisana e quindi devo fare complimenti, facciamo i complimenti all'amministrazione comunale e davvero anche a tutti i volontari che lavorano per la buona realizzazione di questo evento che, scusa, possiamo dire l'edizione, che io non lo sapevo, l'edizione numero a livello storico? Non so, mi prendo in preso in contropiede. in castagna, visto il periodo, è da sempre. È proprio storica, è una tradizione che portate avanti da tanti anni. E voi magari riuscite anche a rimodernizzarla, perché poi è quello anche, oltre a portare avanti le tradizioni, anche a portarla ai tempi d'oggi. Esatto, fare con le migliorie che ci sono, con quello che il mercato, il pubblico richiede in questi periodi, ecco, quindi comunque sempre un passo con i tempi delle manifestazioni, sempre correlate al periodo in cui stiamo vivendo, ecco, tutto qua. Il sindaco è davvero legatissimo alla sua squadra, tutti insieme appassionatamente, ma perché venire a Latisana? Chiediamo in chiusura questa domanda, perché non c'è solo la Fiera di San Martino, ma ci sono tanti eventi e ci sono tante peculiarità qui. Per lo stesso motivo per cui è una cittadina che ha 1000 anni di storia, di più se andiamo a ricercare le radici, si è evoluta nel corso dei secoli e ha una caratteristica che gli deriva forse da una collocazione geografica particolare, che è quella che la comunità è alla ricerca continua dell'empatia e della condivisione, dello stare insieme. C'è un'anima e uno spirito che però è quello friulano in generale, noi non è che ci sentiamo speciali. Abbiamo una serie di caratteristiche anche geografiche appunto che ci rendono da questo punto di vista sempre proiettati alla ricerca di questi eventi. Vediamo che c'è una risposta importante, come diceva il vice sindaco prima, anche per l'attività produttiva della nostra località e quindi ogni occasione buona per ricordare che noi vi aspettiamo. Ringraziamo anche lei e Telefriuli e lei in modo particolare che ha dato un'immagine così completa, esaustiva e ci fa veramente molto piacere. Quindi buon San Martino, buon fine settimana comunque a tutti, con l'ottimismo che cerchiamo di infondere per anche i prossimi periodi, le prossime occasioni, i prossimi eventi che noi faremo qui a Latisana tutti assieme. Ottimo, abbiamo ricordato gli appuntamenti di oggi, ma anche domani, no? Ci siete? Anche domani sì, sempre tutto il giorno dalla mattina, dalle 10, quindi il fiera mercato con le giostre e attrazioni, quindi praticamente per chiudere in bellezza domani sera, ecco. E tornare alla normalità e, come vi dicevo prima, pensare già al Natale o magari già alla festa di primavera, perché per programmare dobbiamo comunque essere. Perché il Natale possiamo dire che è già pronto, però poi ci bisogna già programmare la festa di primavera. Il Natale è praticamente già pronto, quindi stiamo già pensando adesso alla prossima manifestazione, che è quella della festa di primavera, il primo weekend di aprile, quindi alle Palme. Ma chi si fosse sintonizzato adesso, per il Natale il primo appuntamento quando è? Il primo appuntamento è per il sabato, l'ultimo sabato di novembre, il 26, per l'accensione dell'albero di Natale. In piazza? In piazza Indipendenza, quindi magari già possiamo invitare i nostri telespettatori alle 17:30 con l'accensione dell'albero di Natale e l'illuminaria del centro. Ottimo, io ringrazio davvero tutti, complimenti davvero, ringrazio anche Paolo Bassi che è qui con me, la regia di Simone Caramaschi, ringrazio i nostri telespettatori, venite a Latisana perché vedete quante bellezze ci sono e quanto sono bravi i ragazzi dell'amministrazione comunale a lavorare per questi eventi, quindi davvero complimenti, e anche il consigliere, davvero grazie per l'aiuto che ci ha dato anche per questa diretta. Vi ringraziamo, ma rimanete su Telefriuli perché tra poco c'è il telegiornale, quindi rimanete sintonizzati, grazie e buona giornata. Brava. I need it somewhere.